Sono passati 30 anni dal 27 marzo del 1992, data in cui fu istituito il SUEM, il Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza Medica, e anche presso la centrale di Pieve di Cadore si è colta l'occasione per festeggiare questa ricorrenza e per dedicarla alle vittime della tragedia di Falco, l'elicottero precipitato nel Rio Gere, nei pressi di Cortina d'Ampezzo, il 22 agosto 2009 con a bordo Stefano Da Forno, Dario De Filippo, Fabrizio Spaziani e Marco Zago. La struttura del SUEM in Veneto è molto articolata, con 7 centrali operative nelle rispettive province e con numeri a dir poco impressionanti. Attivo 7 giorni su 7 e 365 giorni l'anno, sono 1100 le missioni svolte su base giornaliera per un totale di 450.000 malati soccorsi e 3.700 voli di elicotteri l'anno. A Pieve di Cadore sarà pronta entro giugno la nuova pista di atterraggio dell'eliosoccorso che si aggiungerà alle altre 37 messe a disposizione da varie amministrazioni comunali del territorio e che consente, tra le altre cose, di effettuare interventi anche in orario notturno. Si è partiti da qua anche con il primo volo notturno sperimentale, diversi anni fa. È importante il volo, l'elicottero, perché noi abbiamo grandi distanze da coprire e tante volte il tempo fa la differenza. Ed è proprio il famoso elicottero giallo ad essere simbolo di sicurezza e tranquillità per tutti i frequentatori della montagna, sia per i residenti che per i molti turisti che visitano il nostro territorio nelle stagioni invernale ed estiva e che si vedono garantito il servizio di soccorso anche in luoghi per propria natura remoti e di difficile accesso e che rendono talvolta estremamente arduo il compito dei soccorritori. Una menzione di particolare rilievo anche a colui considerato come uno dei padri fondatori delle operazioni del SUEM, il dottor Angelo Costola, per merito del quale la sperimentazione delle prime operazioni di soccorso ebbe inizio proprio a Pieve di Cadore. Qui la sperimentazione e il servizio è nato qualche anno prima, grazie ad Angelo Costola, che era primario allora dell'anestesia dell'ospedale di Pieve di Cadore. È nato tutto qua e oggi con questa celebrazione rendiamo merito soprattutto a lui che tanto si è adoperato affinché la gente di montagna si senta più sicura, perché il 118 ha un significato preminente, quello di far sentire più sicura la gente della montagna.